Bella raga, ciao a tutti dal Comandone Veneziano, iniziamo con gli acquisti di dicembre, è chiaro che sono acquisti influenzati dagli acquisti di Natale, quindi c'è la prima parte adesso di cose che non metto sotto l'albero, la seconda parte ovviamente tutta incentrata appunto con il Natale. Sono arrivati due Secret Lair, uno dei Ghostbuster, uno della Marvel, purtroppo l'unico che sono riuscito a portare a casa perché vabbè, sto 2 ore in coda per alla fine non portarmi a casa niente, se no appunto probabilmente il Secret Lair meno ambito del Black Panther addirittura, non foil. Vabbè, partiamo con Ghost e mettiamoci anche Booster. La prima, eccola qua, molto bella. Questa che è una delle più belle secondo me. Lecto 1 e si gode. Ghostbuster Patch, che sarebbe il Boros Charm, molto bello. Qua abbiamo tutti i Ghostbuster insieme con Slimer e si gode. Living End, fatta così, molto bella. Qua abbiamo il buon Slimer e te lo godi. Adesso iniziamo con la Marvel, però è chiaro che sono un po' dispiaciuto perché dovrò prendermele singolarmente, su cazzi, qua è una pedina, costeranno parecchio, ma vabbè. Per carità belle, però quello che volevo meno onestamente, sono sincero, sono belle, ma neanche foil cazzo. Molto, ripeto, nulla da dire, Eccole qua. E chiudiamo con il buon Black Panther. Sì, Black Panther, famosissimo. Black Panther, Wakandan King. E così ragazzi. Altro acquisto, questo molto importante, ho cambiato bacheca e ho messo le caricature, i giocatorini, i bambini, chiamateli come volete. I calciatorini, le miniature. Tutta un'altra cosa così. Te li godi. A cannone. Raga, ci becchiamo con gli acquisti di dicembre. Posso dire che quest'anno la musica dominerà il Natale, perché inizia una nuova collezione. Ma niente spoiler. Ciao! Ragazzi, eccoci qua con gli acquisti di dicembre speciale Natale. Abbiamo tanta carne al fuoco, raga, come potete vedere la musica domina la scena. Ok raga, cominciamo. Allora ragazzi, ho cominciato una nuova collezione, farò un video a parte con tutta la collezione musicale tra CD, cassette e appunto vinili. E raga, quest'anno mi sono buttato sul vinile in maniera abbastanza arrogante. Cominciamo. Pink Floyd e si gode. Ancora Pink Floyd e si gode. Chiaramente sono regali anche di famiglia, parenti, oltre che personali, cioè nel senso autoregali, ma ci sono anche tanti regali di parenti. Queen, Innuendo e si gode. Il Duca Bianco, Davidone. Dopo li andiamo a ascoltare tutti. Ok. Qua abbiamo anche Nirvana. Cerco di andare un po' veloce perché è tanta roba, soprattutto a livello di musicale. Deep Purple, Stormbringer. Scusate se parlo piano, ma sono le 3 di notte di Natale e non ho tempo di registrarlo dopo. Quindi, Pink Floyd. Diciamo che in un Natale ho recuperato un bel po', visto che voglio fare intanto almeno i primi 50 album preferiti. Red Hot Chili Peppers. Vai. Scusate, ho un mal di gola anche, ragazzi, sono in condizioni disastrose. Vabbè, comunque questi album non hanno bisogno di molta presentazione, cioè. Sono abbastanza conosciuti. Eccoli qua. Ho già preso anche le sleeve e tutto quello per proteggerli. Ecco Michele. Alan Parson.
Andiamo avanti. Sono un po' tanti, raga. Per fortuna che molti sono regali, perché se no, per carità, per le collezioni questo è altro, però tutti insieme ovviamente hanno un costo e quindi ne ho approfittato per prenderli con le feste. Eccoci qua. Questi sono tra i miei 50 preferiti in assoluto. Poi abbiamo anche questi sono un po' diversi, sono picture, non so come si dice, ma sono diciamo dei vinili diversi. Questo Genesis Trespass, capolavoro assoluto. Qua abbiamo Michele, questo è bello perché, cioè, guardate che roba, ha tutti i colori, diciamo. C'è anche il rosso ovviamente, che però è dall'altra parte. E chiudiamo con un album tra i miei preferiti in assoluto. E quindi questa è la parte vinili, ma non è finita, raga, non è finita assolutamente. Raga, andiamo avanti con gli acquisti, abbiamo un po' di variant. Certe sono veramente bellissime. Ecco, queste sono superlative, oserei dire, con tutti i disegni dello stesso del personaggio, insomma, per esempio in questo caso Catwoman, per dire. Scusate se parlo un po' così, ma sono sotto occhi veramente, a parte l'orario che è improponibile, ma sono proprio stanco. Mal di gola, raffreddore, un po' tutto, e si gode. Ok. Certe sono di una bellezza disarmante. Questa mi piace un casino, foil diciamo, e te la godi. Ok, molto bene. Poi qua abbiamo un regalo, un alberello di Star Wars con tutti i Funko di Natale e te li godi. Eccoci qua. Qua abbiamo per mettere la copertina del vinile, come quella che ho diciamo in versione CD, più piccolina. Qua abbiamo il peluche di Deadpool, diciamo delle Dogpool, adesso non mi ricordo il nome, però eccolo qua, molto figo, molto carina. Qua abbiamo questa che deve, diciamo, contenere questa, che è una stampante praticamente per portatile per telefonini, fa foto veramente fighe, poi faccio vedere nel dettaglio. Ok, qua abbiamo un po' di ricariche ovviamente, eccole qua. Ovviamente non sono solo autoregali, sono anche regali che mi hanno fatto, chiaramente. Qua abbiamo un elfo, molto carino. Poi qua, quando sono... vediamo un attimo. Funko Pop di Tony Stark. Lucca Comics 2024. Vabbè, qua avevo una pallina 8 fighe. Aspetta, andiamo un attimo col discorso CD. Oasis, una limited edition. Metallica, una versione giapponese. Sapete che amo le versioni giapponesi. E Ruggero Acque. E te lo godi. Poi quando sono andato a Verona ho fatto un po' di retro game, MotoGP, PSP, Pro Evolution Soccer 5, PSP, Civilization 4, questa è una chicca. Poi qua, per Game Boy Color, Track Field, International Track Field. Questo è il primo gioco di calcio in assoluto per console portatile, Game Boy Soccer, cioè per Game Boy Soccer. E questo che l'ho preso solo perché costava niente e c'era il loghetto di 90° minuto, solo questo ti fa godere. Game Boy Advance.
Poi FIFA 2000. Qua abbiamo The Sims 2. Altri CD. Platinum Collection Duca Bianco, Davide Lebrui e Alan Parsons Project. Tanta musica, tanta musica. Oddio, scusate. Crazy Taxi, però Dreamcast versione giapponese, me l'hanno regalato. Civilization 2, PlayStation, questo vabbè, super chicca, obesotta. Mi manca solo l'uno. Poi qua invece andiamo sul Indiana Jones, l'antico cerchio, gioco incredibile Premium Edition, Xbox. Ho anche la versione PC comunque. Devil May Cry, una versione molto figa. Ok. Poi abbiamo Civilization 3. Questo che è un'altra figata assurda per PC, Ski Park Manager, bellissimo. Civilization 3, questa è un'espansione. PlayStation 3, X-Men, le origini Wolverine, un'edizione particolare. Segarelli, PlayStation 3. Buono, buono. Poi abbiamo qua un po' di prodotti. Ci sono dei prodotti per pulire il vinile. 1, 2. E questa è proprio la, diciamo, la macchinetta per pulire i vinili. Qua abbiamo il vinile, cioè proprio il giradischi, scusate, che adesso lo facciamo vedere nel dettaglio. E qua abbiamo le casse. Tranquille, adesso abbiamo cominciato con un entry level per partire. Scusate, sono storte. Eccole qua. Molto bene. E chiudiamo con un action figure di Rocky 4 con Ivan Drago, perfetto, bellissimo. E Rocky Balboa, sempre da Rocky 4, stellare. E questo che però farò un video a parte, la Collector Edition che mi è arrivata adesso, che doveva arrivare a novembre, di Fly Simulator 2024. Ma questa non la voglio spoilerare troppo perché la voglio, come si dice, mostrare in... cioè voglio fare proprio l'unboxing per questa. Raga, ecco il giradischi, molto bello. Non è ovviamente un super top, però per iniziare va benissimo. E qua abbiamo cassa 1 e cassa 2. E si domina la scena. Qua lo vediamo anche aperto. Questa colorazione nero bronzo mi gasa ai massimi. Molto molto bella secondo me, particolare più che altro. Dopo sono gusti, Eccolo qua. E inizia una nuova collezione. Raga, ci becchiamo con i prossimi acquisti, deve arrivare 2 o 3 robe che purtroppo causa ritardo di Amazon non sono arrivate in tempo purtroppo, però vabbè, insomma, sono 2 cosine. Qua, ecco, volevo far vedere una roba, però ecco, così vengono le foto con la stampante, quella portatile, che secondo me è fantastica. Eccoci qua. Raga, alla prossima. Ciao! Raga, mi sono arrivati altri vinili che non sono riusciti ad arrivare per Natale. Cominciamo con Deep Purple in Rock. Storico disco. Questo ho fatto una fatica a trovarlo, ma non potevo non prenderlo, è tra i miei 50 preferiti. Deep Purple, Made in Japan. Non ha bisogno di presentazioni. Il mio preferito del Duca Bianco. Aladdin Sane. White Album, The Beatles. Genesis, discone devastante. Non ha bisogno di presentazioni. Se sono in questa posizione perché li sto registrando su Discog, quindi è una posizione un po' curiosa, ma The Doors. Queen, A Kind of Magic, altro capolavoro.
e godo, ragazzi. Raga, abbiamo già un bel numero, più di 30. E si gode, ragazzi, si gode. La collezione vinile è iniziata a bomba. E sono già a buon punto, fiui. Chiaramente voglio arrivare ai 50 e poi penso 100 e farò i primi 100 album preferiti. Che poi c'è anche qualche greatest hits, non è detto che non ci siano cofanetti, forse qualcuno, però questa, diciamo, è l'idea comendiana. Raga, sono finiti gli acquisti di dicembre, speciale Natale, godo, ciao, alla prossima.